Bene, Veneto Globe, Bruno Zanette e Claudio Granziera, eccolo qui con me. Buonasera. Sono qui con voi anche questa settimana per parlare di famiglie, aziende ed economia. Abbiamo lasciato, Claudio, in sospeso un tema che era un tema molto importante per i nostri ascoltatori, per coloro che avevano aperto un mutuo negli ultimi anni e con l'intervento della Banca Europea si sono aggravandosi i tassi di interesse, si sono aggravate anche le rate dei mutui. L'abbiamo lasciato in sospeso perché naturalmente è un tema che andrebbe sviluppato in più tempo di quello che abbiamo noi, però visto che questa settimana c'è una buona notizia, Claudio, che è quella che il governo ha pregato le banche di dare una mano a coloro che hanno i mutui, venendo incontro con magari il cambio tra tasso fisso e tasso variabile, tra tasso variabile e tasso fisso, però poi c'è una brutta notizia, quella è la bella notizia, c'è una brutta notizia che subito dopo ci hanno detto che l'Europa comunque aumenterà di nuovo i tassi il prossimo mese. Certo. Dimmi il tuo parere, Claudio. Nel mese di marzo ormai è scontato che la BCE procederà a un nuovo aumento dei tassi, altri 50 punti base, che vuol dire un 0,5, un ulteriore aumento del 0,5%. E anche la Presidente della BCE, a dire il vero, ha pregato le banche e si è detta certa che le banche si attiveranno per cercare di alleviare il più possibile il disagio a famiglie e alle imprese per quanto riguarda l'aumento del costo del denaro. Vedere la Presidente della BCE che prega le banche e che si dice sicura che le banche aiuteranno, però intanto continua da un anno a questa parte ad aumentare il costo del denaro e a far aumentare i tassi, lo reputo un attimino un controsenso. D'altra parte anche il governo italiano ha detto che chiederà alle banche di poter convertire i mutui oltre i 200.000 euro da tasso variabile a tasso fisso, ma qui dobbiamo anche dire, certo questa è una buona notizia, però come tutte le buone notizie ha il proprio contraltare, purtroppo dobbiamo dire che ormai per tanti aspetti stiamo vedendo che le banche stanno cercando di allineare il tasso fisso e il tasso variabile. Però è nostro dovere di questa trasmissione cercare di mettere un po' tranquilli o dare degli indirizzi ai nostri ascoltatori per poter superare questo momento difficile o comunque per poter alleviare quello che è il peso del mutuo, certo, delle rate di mutuo prossime. Ma per far questo è chiaro che con il variare continuo di giorno in giorno di dati, di notizie, di tassi di interesse, il consumatore da solo, ossia colui che ha attivato un mutuo bancario, non ce la può fare. Come può fare? A chi si può rivolgere? Intanto è risaputo che io lavoro e opero all'interno di uno studio professionale che è lo studio DEMA, che si occupa proprio di studiare, analizzare, periziare
i rapporti con banche, con istituti di credito, società di recupero crediti e quant'altro, e quindi poi anche di gestirne i contenziosi che ne possono venire fuori, che ne possono nascere. Ed è per questo che tu sei co-conduttore di questa trasmissione, sei qui con noi proprio da esperto per poter dare dei punti sicuri, delle notizie ed sicure. è per questo che lo studio Dema è anche fra gli sponsor di questa trasmissione. Sono gli amici, teneci, noi sponsor certo. abbiamo amici. Quello che possono fare i nostri amici praticamente è quello di non lasciar perdere queste situazioni di crisi, di difficoltà che con questo aumento dei tassi si presentano. Non pensare di poter dire, beh, ma tanto vedrò... da te non vale. Esatto, no. Cercare di recuperare una situazione è sempre estremamente difficile. Personalmente io consiglierei sempre, quando si presentano le prime difficoltà, di prendere subito il toro per le corna, diciamo, e vedere di poter fare delle azioni che possano portare a recuperare la situazione. Azioni che si possono fare nei confronti delle banche, nei confronti degli istituti di credito, ce ne sono. Magari qui siamo in una situazione in cui non abbiamo il tempo materiale per poter elencare tutto quello che si può fare, però azioni ce ne sono da poter fare. Se chi ci ascolta reputa di non essere in grado di gestire autonomamente questa situazione, di anche telefonare, può rivolgersi a noi daremo il vostro indirizzo, oppure chiedono della vostra azienda. E può comunque farsi aiutare e coadiuvare da delle persone esperte che abbiano capacità di rapportarsi con le banche per vedere di recuperare queste situazioni difficili che ogni giorno sempre di più si stanno presentando. Certo, bene, allora avete capito, noi siamo qui per cercare di indirizzarvi nel migliore dei modi e per sostenervi nel cercare di risolvere i problemi, insomma, perché è chiaro che con l'aumento dei tassi di interesse le rate del mutuo che sono variabili, quelle che sono variabili, sono le più sofferenti. Bene. Noi siamo a vostra disposizione e ricordatevi che la trasmissione è fatta proprio per voi e per questi temi. Abbiamo l'onore oggi di avere un ospite, Claudio, un ospite da Vicenza e esattamente, vediamo, da San Tomio, frazione di Malo, e si chiama Tony Costalunga. Ciao Tony, benvenuto. Ciao, grazie infinite, grazie dell'invito. Lo so che tu sei stato... Posso darti del tu intanto? Certo, certo. Grazie Tony. So che sei stato ospite di Mario Giordano, Fuori dal Coro. So che sei stato ospite di L'aria che tira, di Mirta Merlino. E adesso naturalmente sei ospite nostro, che è molto più importante, giusto? Sì, perché probabilmente qua avrò la possibilità di parlare e dire le cose come stanno realmente, e non mandando eventualmente nel momento clou dell'intervista, ti mandano sempre in pubblicità gli altri. Qua probabilmente ci sarà la possibilità di dire fino in fondo quello che bisognerebbe dire. Ma certamente, certamente. Io intanto dico quello che fai. Tu sei un'azienda nel settore torneria, e io ti posso garantire, conoscendo parecchie realtà anche del territorio nostro, qui del Trevigiano, dove ci sono delle tornerie che hanno avuto delle grosse sofferenze, perché con l'impossibilità di muoversi gli ordini non arrivavano più. Il lavoro di torneria è un lavoro particolare, speciale, e perciò so cosa vuol dire la sofferenza che avete provato. Naturalmente un po' la pandemia, un po' anche la crisi con l'aumento delle materie prime, voi lavorate anche molto conto terzi, non avete magari sofferto le materie prime, ma avete sofferto quelli che sono stati gli aumenti di chi vi ha ordinato il materiale.
Certo, allora noi altri siamo terzisti per un certo tipo di lavorazioni ed abbiamo un prodotto in cui acquistiamo le materie prime. Noi altri abbiamo avuto la fortuna o la perspicacia, diremmo, di rifornirsi del materiale correndo diversi rischi, perché nel nostro settore in 27 settimane ci sono stati 27 aumenti continui delle materie prime. Per cui a un certo momento io ho detto, qua se aspetto che il materiale cali, mi fermo completamente con l'officina e devo rischiare. Ho avuto la fortuna di avere un supporto, diremmo, nel senso che i miei, chiamiamoli così, colleghi non hanno avuto il coraggio o il fegato di imbarcarsi in un'avventura del genere. Io materiale in officina ne ho una valanga, adesso però il materiale sta calando. I clienti avrebbero la pretesa di chiedermi di ribassare i prezzi, ma ho detto nel momento in cui io ho avuto aumenti, vi ho mantenuto per il materiale che avevo in casa i prezzi vecchi. Adesso, visto che voi altri mi avete autorizzati a comprare il materiale, cari signori, li comprate al prezzo attuale, cioè al prezzo che io ho acquistato il materiale 3, 4, 5 mesi fa. Mi sembra siccome logico. Lavoriamo come hanno risposto i tuoi no, siccome io ho aziende che sono fondi di investimento, però ho un rapporto tale che mi posso permettere di dire le cose come stanno. Perché io do un servizio al cliente. Io non ho mai lasciato fermo il cliente perché ero senza materiale. Il cliente questa roba l'ha riconosciuta, l'hanno riconosciuta perché sono aziende che hanno 3, 4, 500 dipendenti, perché hanno detto Tony avrai un brutto carattere, perché io ho detto signori se vi va bene così, bene, altrimenti quello è il bottone, potete andare. Alla mia età mi posso anche permettere il lusso di chiudere, spegnere la luce e andarmene in pensione. Beh, ma cosa che non andresti in pensione giovane, vedo che sì, non hai molto, superato molto. i 50. Difatti ho 62 anni di contributi interamente versati. Mamma mia, complimenti Tony. Veramente, guarda, ti vedo uno dei lottatori, degli ultimi lottatori della nostra economia, guarda. Lo so, purtroppo è una razza in via di estinzione, perché ho anche colleghi che hanno la mia età e sono nelle stesse condizioni mie. Abbiamo la voglia di fare, non si tratta più di una questione di soldi o cose del genere, perché i soldi è una cosa relativa. Perché io dico, oltretutto qua ci sono 11-12 persone, e lasciarli a casa è una cosa per me terribile. Visto che voglio, perché prima o dopo dovrò anche smettere, ho fatto un piccolo investimento ultimamente in questi giorni qua, perché ho detto acquisto del macchinario che può fare la differenza nei confronti degli altri. Ho fatto un investimento che è la metà del mio fatturato annuale. Allora sei lungimirante, tu naturalmente sei migliore di giovani che vorrebbero lavorare ma non hanno voglia di lavorare, tu ce l'hai ancora e penso che tra i tuoi operai hai della gente che comprende quello che stai facendo. No, non sono operai, sono collaboratori, perché qua stiamo lottando tutti quanti insieme. Io credo di pagare abbastanza bene, perché minimo qua le paghe pagano da me, per quanto sento certe trasmissioni che parlano 3 euro, 4 euro, 5 euro e dopo non ti lasciano parlare, mi viene il fumi. Qua dentro minimo sono dai 1.500 euro in su. A metà dell'anno ho la brutta abitudine di dare un premio a tutti quanti di 2.500 euro netti a testa, per cui va da sé che tutti quanti i ragazzi ci danno da fare. Se do questi soldi qua non ti interrompo un attimo. Io e Claudio non è che abbiamo la pratica del tornio, però possiamo pulire la sera, veniamo anche noi. No, vedi, io sto cercando disperatamente delle figure di persone che sappiano programmare le macchine. Io ho detto se mi trovo altri 2 o 3 persone assumo altre 5-6 altre persone che sono quelle, la manovalanza chiamiamola così, cioè perché io ho ancora voglia di fare.
Tony, guarda, noi abbiamo ancora a tua disposizione 2-3 minuti e te li lasciamo, anzi lascio Claudio, ti lascio interloquire con Claudio che ti conosce meglio di me. Tony, scusami, noi all'inizio della trasmissione abbiamo esordito parlando del problema dell'aumento del costo del denaro, dell'accesso al credito, dell'aumento dei tassi praticati dalle banche, eccetera. Tu che sei un imprenditore e che hai la tua attività, io così per conoscenza mi sembra che tu dal punto di vista finanziario non abbia delle grandi difficoltà e dei grandi problemi. Però sicuramente hai rapporto con altri imprenditori e con altre aziende che con le banche e con l'accesso al credito si trovano a dover lottare giorno per giorno. Volevo chiederti come vedi tu e come hai tu il punto della situazione su questi esponenziali aumenti di tassi e di costo del denaro che si sta verificando da circa un anno a questa parte. Allora, io ringraziando il Signore ho continuato, anche perché non ho velleità di andare da una parte all'altra o cose del genere, io tutto quello che ho guadagnato, fra virgolette, l'ho lasciato in azienda, per cui mi ritrovo adesso di poter arrangiarmi e girarmi con i soldi miei. Per cui una situazione del genere non, mi riguarda relativamente, però sento dei colleghi, o sento anche in banca, perché ho rapporti tali in banca che ti dicono le cose come stanno, persone che si lavorano, ma attaccati al polpastrello rimane poco o nulla. Cioè io parto del presupposto, è inutile continuare a lavorare per mangiare soldi, o si fanno i conti come si devono e noi altri li facciamo conti della serva, diremo a spanne, però le spanne dell'artigiano o dei piccoli imprenditori sono quelli che hanno sempre portato dei risultati. Cose che invece abbiamo quei professoroni che ci continuano a dare, cioè parlano di teoria, ma alla fine i problemi rimangono. Tornando ai miei colleghi, ho diverse persone che mi hanno detto: Tony, stiamo girando, ma non abbiamo reddito. Ragazzi, bisogna anche avere il coraggio di dire al cliente: guarda, o mi aumenti o chiudo. Il problema è un altro. Il problema è che a chiudere costa di più che non continuare. È il classico cane che si morde la coda. Tony, scusa, abbiamo ancora 1 minuto e mezzo perché poi cade il collegamento. Io avrei piacere che tu, innanzitutto, di averti ancora come ospite, perché sei un imprenditore dell'ultima generazione che non molla mai e ti comprendo. Mi piacerebbe averti come ospite. Se vuoi in 1 minuto adesso esprimere qualcos'altro che hai dentro, lo puoi fare, perché dopo ci cade il collegamento e ci salutiamo già adesso. Allora, ci sono un sacco di cose, perché i politici parlano sempre delle cose, di industriali o cose del genere. Bisogna finirla di andare a visitare le aziende da 500 dipendenti, 1000, 3000, dove ci sono le strisce gialle dei muletti o cose del genere. Bisogna che si prendano la briga di andare in ditarelle che hanno 1, 2, 3, 5 dipendenti, non si renderanno conto che la realtà delle cose è completamente diversa da quello che loro pensano visitando queste grosse aziende che tutti quanti lavorano in quelle condizioni. Vi porto un esempio molto piccolo. Nelle aziende ci sono i carrellisti, noi altri siamo 10, 11, 12 persone, abbiamo 8 muletti. Cosa devo fare? Far fare il corso del mulettista a persone che sono 20, 30, 40 anni che lavorano sul muletto. Queste ne sono le incongruenze. Bisogna mettersi nell'ordine di idee che bisogna guardare in realtà delle cose, e le realtà sono le piccole aziendine che sono la vera spina dorsale dell'economia italiana. E sono il vero sostegno dell'economia, hai perfettamente ragione. Ti ringrazio per il tuo intervento e spero veramente di averti ospite ancora. Anzi, ti prego, se hai degli amici che vuoi portare a raccontare le loro situazioni e sostenere questa trasmissione, siamo qui a tua disposizione. Molto bene, d'accordo. Grazie.
Grazie Grazie Tony, a ti voi, saluto. buona Ciao. serata. Ciao, Saluto, buona ciao. serata. Grazie, buona Ciao. serata Tony. Bene, mi sembra che Tony ha espresso con grande intelligenza, Certo. grande pacatezza, quelle che sono le problematiche della piccola azienda italiana e che abbia ancora tanta voglia di lavorare. Io spero che i giovani che vedono questa trasmissione, che vedono quest'uomo, possano trarre degli spunti per fare qualcosa, perché veramente con la capacità che abbiamo noi veneti in generale di creare, di realizzare, di aprire aziende, di fare, potremmo arrivare a risollevare l'economia e dare un po' di respiro alle aziende e anche alle famiglie di conseguenza, naturalmente. Certo. Cosa dici? Sì, le PMI, le piccole e medie imprese sono, come ha detto Tony adesso, sono assolutamente la spina dorsale che sostengono questo paese. Ucciderle, come troppi vorrebbero a favore delle grandi dimensioni, vuol dire probabilmente destinare questo paese a sparire dal punto di vista economico, insomma. Claudio. E quindi bisogna sostenerle assolutamente. Bene Claudio, penso che anche questa settimana abbiamo fatto il nostro piccolo, abbiamo dato per quello che ci compete, Certo. abbiamo dato il nostro sostegno e niente, e penso che i nostri ascoltatori ci tornino a vedere la prossima settimana, perché abbiamo degli argomenti ancora importanti. Non li diciamo adesso, veniteci a sentire, veniteci a vedere. Certo. Ciao a tutti, arrivederci alla prossima. Buona serata a tutti. Grazie Tony anche.